Presentato ieri presso la sede del Consorzio Universitario Agrigentino l'ultima fatica letteraria del professor Paolo Cilona, un libro dedicato alla figura delle donne, 60 i nomi citati nell'edizione, donne che nel nostro territorio hanno lasciato un segno nella storia cittadina, appartenute a vari settori della società civile, anticonformiste, ribelli, talentuose, idealiste, creative, che difesero a suo tempo con forte coraggio le loro idee, le loro scelte. A fare gli onori di casa il presidente del QA Mangiacavallo, il prefetto di Agrigento Cocciufa, le rappresentanti dei club service femminili, l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Sono quasi tutte protagoniste, in quanto nella loro professione, nel loro impegno hanno dato tanto per questa terra agrigentina. Parlo ad esempio di Damareta, che fu la prima donna della provincia che nel 476 si schierò per la vita contro i riti barbari del cosiddetto sacrificio umano sugli altari degli dei falsi e bugiardi. Parlo poi della Corbera, parlo della principessa Tasca, parlo poi della grande dirigente scolastica Margherita Cottalorda, ma parlo pure anche della Rumolo, che andò a testimoniare in un processo di mafia e che dal paradiso passò poi all'inferno, perché in primo tempo fu dichiarata dagli organi di polizia donna di grande rispetto e poi nel cambio delle carte processuali fu definita una donna di malcostume, cioè fatti che effettivamente meritano di essere raccontati, e noi lo facciamo perché la memoria possa essere sempre presente in riguardo a queste donne magnifiche che hanno dato tanto alla nostra terra, perché i giovani possano prendere esempio del loro sacrificio, del loro impegno e soprattutto per quello che hanno lasciato in favore della società agrigentina. Attraverso i percorsi storici capiamo un po' la nostra terra, da chi è stata costellata. Oggi si parla di donne e io credo che le donne di questa nostra provincia debbano essere ricordate nel mondo dell'economia, nel mondo della politica, nel mondo della scuola, ed è bene che ci sia, insomma, ecco, questo è un lavoro da apprezzare moltissimo, il lavoro che ha fatto Paolo Cilona. Sicuramente la donna ha dovuto fare e continua a fare una fatica incredibile per poter affermare quelle che sono le peculiarità, la professionalità, le competenze. Di fatto tante cose sono state fatte, tanti ostacoli sono stati superati, ma il gap tra l'uomo e la donna, soprattutto per alcune professioni, per alcuni impegni, diciamo così, nella società contemporanea, non è stato superato. Insomma. Con questo non voglio dire che la donna a tutti i costi deve, io dico che se la donna ha competenze, ha la capacità, non deve esserci assolutamente nessun tipo di discriminazione rispetto all'uomo. Servono da monito, da esempio, da apripista a quelle che le nuove generazioni ormai trovano come dati di fatto, ma che in realtà la nostra libertà, la libertà delle donne, è una conquista che ha avuto come base e fondamento la sofferenza, le frustrazioni, tante volte anche i maltrattamenti, perché ci sono donne in questo libro che per poter raggiungere la propria indipendenza, la propria libertà, hanno dovuto combattere non solo con i familiari, ma con una società avversa e ostile. Se noi ricordiamo l'emancipazione al voto delle donne in Italia, che è avvenuta nel 1945, una legge del 25 febbraio 1945, e se facciamo il raffronto con le donne inglesi che raggiunsero la loro emancipazione, la loro libertà già nel XIX secolo, allora dobbiamo dire che le donne siciliane sono state veramente delle eroine, perché in silenzio sono riuscite a superare quelle grandi montagne che oggi sono diventate pianure per queste giovani generazioni di ragazzi.